Monica, partita difficile oggi, difensivamente comunque avete retto abbastanza, peccato per quel gol preso, ma come la vedi tu? Sì, abbiamo preso un gol su calcio d'angolo un po' stupido, perché la palla è rimbalzata in aria e non siamo state abbastanza sveglie da proteggere e buttare via la palla. Sì, in difesa siamo state abbastanza ordinate. Davanti c'era un po' poca convinzione e non siamo mai riusciti a essere pericolosi, a parte in ultimo. E niente, bisognava chiederci un po' di più e aiutarci tutte insieme. Forse avremmo fatto un po' meglio. Oggi hai avuto una gran battaglia, prima con Paoletti e poi con De Stabile, è una bella lotta oggi. Sì, oggi ho fatto molto difensore, sono andata su poche volte perché appunto avevo delle avversarie toste e speriamo la prossima volta di divertirsi di più, anche davanti. Giada, abbiamo chiesto a Monica un parere sulla difesa di oggi, lo chiediamo anche a te, peccato per il gol preso e davanti però nessuna grossa occasione. Allora, sì, davanti appunto non abbiamo avuto così tante occasioni oggi. Mi pare ne abbiamo avute 2 o 3 che non abbiamo concretizzato e appunto potevamo fare molto meglio. La difesa ha retto e purtroppo c'è stato l'episodio del gol, però anche altri episodi che ovviamente ci sono stati sbagli che nelle prossime partite speriamo di non commettere. E nulla, speriamo appunto che nelle prossime partite di giocare meglio e di fare meglio e di riuscire soprattutto a concretizzare. Per quanto riguarda la prima parte della stagione, quindi alti e bassi, possiamo dire così, il Vittorio Veneto, e ti chiedo invece la prossima partita si gioca ancora in casa contro il Brixen. Sì, alti e bassi, prossima partita siamo in casa contro il Brixen e all'andata abbiamo fatto bene, stavamo vincendo 1-0, poi purtroppo abbiamo preso 2 gol, perciò appunto siamo molto cariche, abbiamo già la testa domenica prossima e speriamo appunto di vincere e di riuscire a portare a casa 3 punti o comunque appunto dei risultati positivi visto che adesso veniamo da 2 sconfitte. Mister, partirei subito dal cambio di Trevisol perché magari anche gli amici da casa non hanno capito questo cambio e ci puoi spiegare perché? Sì, allora Trevisol ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio venerdì in allenamento, niente di preoccupante, però oggi si è ripresentato tra il primo e il secondo tempo, quindi siccome numericamente come rosa non abbiamo una rosa molto ampia, e domenica giochiamo di nuovo qui in casa contro il Brixen, comincia il nostro girone di ritorno, ho voluto preservarla e fermarla prima che magari accusasse un fastidio un pochettino più pesante. Sulla partita di oggi cosa salvi e cosa si può migliorare sicuramente per la prossima che comincia, come dicevi, il girone di ritorno? Beh, sulla partita di oggi c'è poco da salvare, direi quasi nulla. Abbiamo completamente mancato l'approccio alla partita, l'atteggiamento, non abbiamo vinto un contrasto, ci lamentiamo secondo me un pochettino troppo, dovremmo pensare invece che lamentarci con gli arbitri, con la terna arbitrale o con le nostre avversarie o peggio ancora con le nostre compagne, dovremmo tutti quanti, io per primo, rimboccarci le maniche, lavorare di più, meglio, con più intensità, con più attenzione e proprio perché siamo una squadra giovane e non abbiamo ancora mentalità ed esperienza, lavorare per cercare di acquisire mentalità ed esperienza e approcciare le gare nel modo corretto, perché poi la gara ci sta anche di perderla, non è un grosso problema, non deve mai mancare secondo me la prestazione. E concludiamo magari dicendo che sì, dopo il cambio di Trevisol questa difficoltà, però magari poi si sono un attimo perse anche perché poi hai spostato di nuovo Mella in centro, hai messo davanti Bigaran e alla fine tirando le somme proprio non si riusciva più ad attaccare. Io penso che oggi avremmo potuto girare 25 volte la squadra. Oggi si è visto non era giornata, prendiamo il risultato del campo, ci teniamo il risultato del campo, deve servirci innanzitutto per fare un bel bagno d'umiltà, lavorare in maniera diversa,
per tutti quanti, lavorare in maniera diversa, con più intensità, con più attenzione, imparare a lamentarci un pochettino di meno e andare in campo mettendoci qualcosina di più, tutte quante. Un'ultima cosa secondo me che è molto importante, ci vuole un po' più di rispetto per chi entra in campo a partita in corso, perché chi entra durante la partita fa allenamento tanto quanto chi ci va dall'inizio in campo, quindi chi esce dal campo dovrebbe avere un minimo di rispetto in più per chi in campo ci entra a partita iniziata. Mister Melissano, un ottimo primo tempo che si è concluso nel secondo con il gol e i 3 punti. Ma sì, abbiamo fatto molto bene nella prima frazione di gioco, abbiamo avuto anche 2 occasioni con la Pauletti, una siamo stati un po' imprecise noi, sull'altra è stata bravissima l'uscita la Bonassi, e poi nel secondo tempo alla fine l'episodio ha girato dalla parte nostra con quel gol in mischia, e poi un po' coi denti, un po' con la qualità siamo riusciti a portarla in porto. Diciamo che anche nel primo tempo un paio di occasioni nitide le avete avute. Sì, abbiamo creato almeno 2 occasioni molto nitide. Purtroppo, come ci capita un pochettino troppo spesso, ci mancano sempre gli ultimi 5-10 metri, la stoccata finale. Oggi uguale, un po' per imprecisione nostra, un po', ripeto, per la bravura della Bonassi. Potevamo andare in vantaggio prima, però dai, 3 punti lo stesso. Accogliete così il quarto risultato utile, diciamo che ormai dietro non stanno più avanzando velocemente, quindi siamo tutte e 2 le squadre comunque nella zona tranquilla. Ma il nostro obiettivo all'inizio stagione era quello sicuramente da neopromossa di mantenere la categoria, e adesso virtualmente con un pizzico di presunzione ti dico che forse siamo già, almeno noi, salve, e quindi non dico che andiamo alla giornata, però cerchiamo di divertirci, cerchiamo di far bene e divertirci anche. Allora, con il direttore sportivo Matteo Fattorel tracciamo il metà bilancio di questa metà di stagione, anche se diciamo a marzo non è che sia proprio una metà stagione, ma vabbè, l'annata è così, quindi la teniamo buona così. Sì, allora come bilancio sono soddisfatto, qualche ora fa ero un po' più soddisfatto sinceramente, perché perdere così fa male e è una sconfitta che poteva magari anche starci, perché comunque Triestina la reputo una signora squadra, purtroppo però non abbiamo messo in campo l'atteggiamento e l'umiltà giusta per portare a casa punti o comunque portare a casa una prestazione, quello che fino ad ora comunque ci aveva contraddistinto, quindi appunto comunque sono soddisfatto, oggi un po' meno. Possiamo definire comunque alla fine di questo giro di boa alti e bassi. Sì, chiaro, alti e bassi. Venivamo comunque da mesi felici perché nonostante la sconfitta di domenica scorsa abbiamo fatto una grossa partita e personalmente io lo reputo un risultato bugiardo il 4-1. E avevo visto la squadra che era migliorata veramente tanto e c'eravamo giuste, con la giusta mentalità e la giusta testa. Il gruppo è giovane sicuramente, però nella seconda parte di stagione dovrà continuare a crescere. Sì, certo, seconda parte di stagione bisogna continuare a crescere e ripartire da questa sconfitta che servirà sicuramente per migliorare e comunque ripartire alla grande, perché appunto abbiamo visto che i mezzi ci sono e stavamo facendo bene, quindi dobbiamo tornare a pedalare in settimana, mettere in campo e in allenamento la giusta determinazione, grinta, cattiveria agonistica, farsi tutti un esame di coscienza e con l'umiltà giusta e comunque con le grosse qualità che abbiamo tutti quanti insieme riuscire a ripartire, e secondo me possiamo ripartire forti.